Il governo ci ha bloccato le assunzioni. Doveva essere un bilancio di Natale tutto in positivo, quello del comune di Padova. Invece inizia con una notizia amara che riguarda il personale. Verranno assunte 50 persone anziché 85 perché c'è stata un'interpretazione della legge sbagliata. Dunque dal governo arriva lo stop. Le risorse che non verranno implementate riguardano comparti importanti come quello della polizia locale, degli educatori degli asili, ma anche geometri, dirigenti, avvocati e periti. Noi avevamo previsto un piano di assunzioni sui 3 anni di 380 persone circa, quindi vorrebbe dire che da qua ai prossimi anni il governo ci impone di tenere bassa la soglia di queste assunzioni. Riguarda un po' tutti, dentro ci sono tutti i concorsi che sono già stati messi in corsa e che ancora non sono conclusi, quindi polizia locale, quindi educatori, per i quali comunque riusciremo a integrare con il tempo determinato e per i quali potrebbe, se il governo non cambia idea, potrebbe esserci un posticipo delle assunzioni a tempo indeterminato. Garantite solamente le assunzioni previste entro il 31 dicembre, mentre saranno congelate quelle a tempo indeterminato dei prossimi 2 anni. I concorsi comunque non si fermano con le graduatorie che verranno già stilate in caso si sbloccasse la situazione. Per il momento i concorsi che si sono già conclusi e per i quali possiamo assumere entro la fine dell'anno vanno a buon fine, quindi insegnanti della scuola dell'infanzia e una quarantina di CI amministrativi verranno assunti subito. Dopodiché bisogna capire cosa succede per i prossimi anni, nel senso che secondo questo decreto i limiti assunzionali sono un po' diversi e quindi, posto che noi continueremo tutti i concorsi che sono stati messi in pista, bisognerà capire quante delle persone che verranno prese potranno essere prese da subito a tempo indeterminato. Resta il fatto che a tempo determinato comunque andremo a coprire i posti per i quali c'è bisogno.